Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Buonasera al nostro editore Ermanno Casen, buonasera Ermanno. Buonasera a tutti. Grazie anche a te. Presentiamo subito gli ospiti che ci fanno compagnia questa sera in questa prima parte della trasmissione. Michele Boato, buonasera. Buonasera. Eco Istituto del Veneto, Alex Langer, buonasera. Al suo fianco Tommy Meduri dell'Archivi della Sostenibilità Università Ca' Foscari di Venezia, ma anche fa parte di Rete 231 ed è un consulente ambientale. Buonasera, buonasera. Meduri. Al suo fianco Gianfranco Padovan, un ingegnere, buonasera, presidente di Energo Club, è corretto? Sì. Grazie a lei anche per essere qua. Al suo fianco un altro ingegnere, Vincenzo Di Tella. Buonasera, ingegnere, è autore di un libro intitolato Il Mose salverà Venezia. Buonasera anche a lei. Allora, questa sera parleremo di ambiente, parleremo di inquinamento, parleremo di rifiuti. Ermanno. Sì, parliamo di un evento che ormai è difficile da non considerare, che è l'inquinamento che in questo momento subisce il nostro pianeta e che sta crescendo in maniera esponenziale. Vuol dire che mentre noi stiamo parlando adesso, milioni di tonnellate di materiale tossico o comunque inquinante, diciamo, sta invadendo il nostro pianeta. E vedremo in questa trasmissione, in questa parte della trasmissione, dei fenomeni che spesso non vengono riportati nella stampa o in altre trasmissioni, che sono addirittura delle isole galleggianti di plastica che sono in mezzo all'oceano e che sono solo l'inizio di un inquinamento globale dove sicuramente non si sa esattamente quale sarà l'esito finale. Noi stiamo correndo a una velocità folle verso a un futuro che non riusciamo ancora a percepire quanto grave sia. E questo è il motivo della trasmissione di questa sera. Certo, e prendiamo spunto anche dalla ricorrenza con la quale apriamo questa nostra puntata di TV7 Match. Allora vediamo la sigla di Memorandum. Memorandum, storia e memoria. 31 marzo 1948. Nasce a Washington Al Gore, vicepresidente americano durante la presidenza Clinton. È noto per il suo impegno a difesa dell'ambiente. Beh, un vicepresidente appunto che si è dato molto da fare per quanto riguarda l'ambiente, note sicuramente sono le sue, come dire, i suoi lavori con due documentari, il primo intitolato Una scomoda verità, il secondo Una scomoda verità 2 che è uscito giusto lo scorso anno. Allora introduciamo la figura di Al Gore con questo breve brano proprio dell'ultima, chiamiamola fatica, dell'ultimo documentario di Al Gore, vediamo. La scena più criticata del documentario Una scomoda verità mostrava che l'innalzamento del livello dell'oceano unito all'onda anomala avrebbe sommerso il sito di Ground Zero e la gente ha detto che terribile esagerazione. Stanotte l'uragano Sandy si è avventato su New York allagando il sito del World Trade Center. Le tempeste si fanno più forti e distruttive. Guardate l'acqua scaraventarsi sulla città. Questo è il riscaldamento globale. Avevo tanta paura, mi scusi? La disperazione può paralizzare, ma ci sono nuovi sviluppi che mi entusiasmano. Assistiamo a un numero straordinario di cambiamenti positivi. Le basi ci sono, ma non è ancora abbastanza. Le pressioni si fanno forti alla conferenza sul clima di Parigi. I negoziati sono intensi e ancora in corso. Come potete passare alle rinnovabili? Cerco un modo per uscire dall'impasse. Virtualmente ogni nazione della Terra ha accettato di portare le emissioni a livello zero. Un accordo senza precedenti. L'America va messa al primo posto. Mi impegno a cancellare i miliardi che si spendono per il cambiamento climatico. Metteremo la parola fine all'EPA.
Le generazioni future avranno motivo di guardarci e chiederci che cosa pensavate. Non potevate ascoltare gli scienziati? Non sentivate quello che madre natura vi urlava addosso? Questo movimento segue la tradizione di ogni grande movimento che ha fatto progredire l'umanità. Ecco, beh, questo è un brano appunto di quello che è appunto una scomoda verità, la seconda parte. Ma sulla figura di Al Gore c'è da dire anche qualcosa di più. Un vicepresidente che però ha corso anche per la presidenza degli Stati Uniti, Ermanno, e c'è stata anche, come dire, ha corso contro Bush. Beh, fu uno scontro abbastanza forte e sicuramente Al Gore avrebbe vinto, anzi forse ha vinto, sì. Naturalmente, perché... È stato troppo ingenuo a dare la vittoria a Bush. No, credo che sia stato consigliato. Negli Stati Uniti c'era una grande democrazia che arriva fino a un certo punto. Superato questo punto, qualsiasi cosa è lecita. E abbiamo visto la morte di Martin Luther King. Ed è la stessa cosa. A un certo punto si accetta qualsiasi cosa, però c'è un limite e questo limite lo impongono i grandi poteri che sono all'interno dello Stato americano, che decidono quello che vogliono. In quel momento Bush andava bene e immediatamente dopo sono crollate le 2 torri, comprate 6 mesi prima, assicurate per 6 miliardi di dollari e sono state interamente rimborsate. Allora, ma questo ne abbiamo già parlato in un'altra occasione. Al Gore era sicuramente una persona del livello di Clinton e sicuramente era capace di dare un cambio alla politica americana, ma sicuramente non era nella direzione dei grandi poteri americani che invece volevano un'altra svolta e l'hanno ottenuta. Però gli hanno dato un contentino, gli hanno dato un premio Nobel e gli hanno dato un buon finanziamento per spendere la sua vita e far capire alle persone che la produzione illimitata di qualsiasi cosa il nostro pianeta non la regge e quindi siamo destinati a prendere una decisione e soprattutto a cambiare il tipo di economia e a cambiare il tipo di produzione. Non è detto che diventeremo più poveri, ma così come stiamo producendo è una produzione troppo inquinante e si può ottenere lo stesso risultato economico cambiando tipo di produzione. Qui sta l'impegno delle persone. Certo. Prego. Boato, allora cosa possiamo dire di Al Gore? Allora, prima abbiamo sentito, ad esempio nel filmato, dicevano il primo documentario, i commenti, alcuni dicevano ma è un'esagerazione, no? Ci sono gli scettici. Certo che ci sono. Io penso che come Al Gore fa questo lavoro e come lo stiamo facendo in tanti, bisogna anche sapere le svolte importanti che si stanno già facendo. Io sono a Padova oggi e sono a 2 passi dal più grande tetto fotovoltaico d'Italia, che è qui nella zona dell'Interporto. Io se lo chiedo a qualsiasi padovano per la strada, non lo sa nessuno. Ci sono delle cose importantissime che si possono fare, questa è la dimostrazione, perché questo tetto si è già ripagato 5 anni dopo essere stato, è uno sterminio. Tutti i tetti di tutti i capannoni dell'Interporto, non tutti, ma gran parte, sono stati tappezzati di pannelli fotovoltaici, il che vuol dire niente anidride carbonica, proprio stiamo parlando di questo, certo. Che vuol dire niente altri inquinanti, vuol dire risparmio economico e vuol dire non toccare il suolo, perché sono stati fatti sui tetti, non come invece a Rovio dove hanno distrutto tutta una zona, ecco i quali avete io voglio segnalare questo perché bisogna sì lanciare i campanelli d'allarme, ma anche dire è possibile cambiare. Tante volte addirittura è vantaggioso cambiare, cioè non fare inquinamento e fare delle cose più intelligenti è un vantaggio persino economico, non solo ambientale. Meduri.
Diciamo che comunque i concetti di Al Gore e anche quanto ha detto prima Boato se li fanno poi a teorie che in realtà non è che sono nuove, cioè noi stiamo parlando di iniziative o comunque teorie che partono già dagli anni 60, cioè a partire da Kenneth Baldwin che aveva teorizzato per primo la cowboy economy contro l'economia della navicella spaziale, dove quindi da una parte ci sono le vastissime immense praterie ricche di risorse, dove l'uomo era dedito anche al saccheggio delle risorse naturali in quanto illimitate, e dall'altra parte quello che è in realtà il nostro sistema terrestre, cioè risorse limitate, sistema chiuso e assolutamente da gestire in modo oculato. E da lì poi in realtà per 40 anni, 50 anni si è fatto un ragionamento in merito. Guardate ad esempio I limiti dello sviluppo, libro edito da Pecei con i Meadows dentro, che non era una profezia, si parlava in realtà di quello che erano idee e progetti fattibili già dal 72 quando è stato pubblicato sulla base di dati, per quanto con grossa incertezza perché non c'erano i sistemi informatici di adesso, ma che ancora oggi trovano un assoluto riscontro. Di questo insomma si parla da tanti anni e purtroppo una marcia vera e propria in tal senso ancora non c'è stata. Non c'è stata. Ingegner Padovan, Al Gore nel filmato dice ci sono dei segnali positivi, è così anche in Italia? Sì, proprio di sì. L'Italia abbiamo cambiato un po'. Più che cambiato, diciamo che è stato gioco forza, un cambiamento del mix energetico, delle fonti energetiche, tant'è che oggi noi siamo prossimi a avere il 40% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, ben più alto rispetto ad altri paesi europei. Perché è successo? Ma è successo perché è scappato di mano, il fotovoltaico è scappato di mano e ha raggiunto risultati che sono incredibili anche nel confronto con la Germania. La Germania ha sicuramente una potenza installata elevata, più elevata di noi. Hanno iniziato prima, hanno investito di più? Sì, ha investito di più, ci ha creduto di più, ha avuto dei politici lungimiranti da questo punto di vista. Però noi, con la nostra produzione, noi produciamo energia elettrica quanto la Germania. Certo, Proprio dal fotovoltaico, pur avendo una potenza installata che è quasi la metà. Però noi siamo anche favoriti dal sole e dalla latitudine. Ecco, però io volevo evidenziare anche un altro aspetto. Noi quando parliamo di energia chiaramente pensiamo al sole, all'utilizzo del sole, però sta emergendo, è emerso ormai da qualche anno a questa parte un altro problema, che è l'inquinamento. L'inquinamento da produzione di energia fossile, quindi ma non solo, anche da biomassa. Tant'è che il problema dell'inquinamento è esploso in questi ultimi anni con riconoscimento da parte dell'Istituto Europeo dell'Ambiente come la fonte primaria oltre 400.000 morti premature in Europa. Quindi è un problema che va affrontato e che è strettamente legato all'energia. Ingegnere Di Tella, lei è un ingegnere idraulico, giusto? Navale, ma insomma navale. Beh, ma ecco una curiosità, anche dal mare si può ricavare energia? Sì. Diciamo che ci sono stati fatti diversi studi su questo argomento, però non si è trovata ancora quella combinazione che si è avuto invece per il fotovoltaico. Il fotovoltaico, come diceva prima il professore, ha avuto un boom e noi siamo molto avvantaggiati da questo, perché abbiamo il sole, abbiamo una percentuale di luce rispetto ai paesi del nord che è molto più elevata e quindi evidentemente da noi l'efficienza dei sistemi è molto più elevata e questo va bene. Mentre invece per il mare purtroppo i nostri mari sono un mare chiuso, quindi diciamo che anche dove c'era
io proprio mi sono occupato di progetti in questo caso, però diciamo, la redditività e il costo per kilowattora che venivo, comunque sto parlando di qualcosa sui 20 anni fa, quindi probabilmente adesso se si facessero di nuovo le cose potrebbero cambiare, ma quella volta diciamo, avevo visto che non era conveniente. Poche onde? Sì, non è l'energia così. Allora, sono due cose. Prima sono le onde che hanno una certa energia e poi anche le maree, però le maree dove c'è, per esempio, anche lì abbiamo fatto un progetto per lo stretto di Messina dove c'è la massima concentrazione, anche lì abbiamo visto che i costi venivano molto superiori di quello che è il costo del kilowattora che noi paghiamo, quindi diciamo che come all'inizio è stato importante per il fotovoltaico, no? Avere delle sovvenzioni per poter sviluppare quella tecnologia, nell'altro campo non c'è stata e quindi diciamo, è rimasta così com'è. Però diciamo che questi effetti dell'inquinamento e quello che è l'innalzamento della temperatura media della Terra ha un effetto molto forte per quanto riguarda i livelli medi del mare. Cioè noi ci troviamo di fronte a una crescita continua del livello medio mare dovuta allo scioglimento dei ghiacciai, sia nell'Artico che nell'Antartico. Non so se avete visto, io ho visto un filmato una volta di un iceberg enorme, credo che fosse quasi una cosa tipo metà della Sicilia, che si è staccato e che si è messo a girare, quindi a questo punto si scioglie, perché non avendo più il contatto con la zona, con la calotta, e quelli sono milioni, miliardi di metri cubi di ghiaccio che si sciolgano e portano all'innalzamento del mare. Quindi se non si... Questa è un'altra cosa che bisogna dire in maniera forte, cioè io ho sentito le dichiarazioni di Trump che sono veramente allucinanti. Se non si blocca questo trend che noi abbiamo nel consumo delle risorse che, ripeto, la terra è limitata, anche se è limitata, no? Quindi se non si blocca l'uso sfrenato di queste risorse e la caccia a questo efficientismo a tutti i costi, ma efficientismi dell'oggi, cioè noi purtroppo paghiamo il fatto che non abbiamo una visione globale delle cose, no? E da soli, cioè anche volessimo fare da soli l'Italia cosa fa? Niente. Certo. Sentiamo ancora Al Gore invece, in questo caso è un brano del primo documentario che ha fatto, sentiamo. Ultima idea sbagliata. Diciamo che questo problema è reale, ma forse è troppo grosso per risolverlo. Ci sono persone che preferiscono tirare dritto per paura di soffrire nel guardare, piuttosto che fermarsi e fare qualcosa per risolvere il problema. Vorrei concludere dicendo che sappiamo già tutto quello che bisogna sapere per essere in grado di risolvere definitivamente questo problema. E dobbiamo fare molte cose, non una soltanto. Se adotteremo apparecchi elettrici più efficienti, potremo ridurre di tanto così l'emissione di sostanze inquinanti che altrimenti finirebbero nell'atmosfera. Se useremo energie alternative, tanto così, se avremo macchine meno inquinanti, tanto così, un fattore si sommerà all'altro: efficienza dei trasporti, energia rinnovabile, eliminazione dell'anidride carbonica dall'atmosfera. Se tutti questi fattori si sommeranno, potremo scendere sotto i livelli di emissioni del 1970. Abbiamo tutto ciò che serve, eccetto forse la volontà politica. Padovani, cosa dice? Sì. È la volontà politica che manca. Parole sante. Sono proprio d'accordissimo. Le tecnologie ci sono, le soluzioni ci sono. Mancano i politici che prendano in mano la situazione e la sviluppino secondo proprio quello che è già possibile fare. La cosa drammatica è proprio questa, è che noi abbiamo tutto ormai a disposizione, abbiamo soluzioni, abbiamo materiali, abbiamo le idee, abbiamo progetti, però poi questi non vengono tradotti poi in concretezza, in realtà.
Certo, Boato, c'è chi dice, ci sono alcuni studi che dicono che siamo già arrivati al punto di non ritorno, cioè quello che diceva Gore, diceva potremmo tornare agli anni 70, c'è chi dice che non è così. Io non mi fermo su questo tipo di ragionamento perché diventa paralizzante, cioè quando uno arriva a quella conclusione dice allora tanto vale, no? Come dire mi ubriaco, chi se ne frega, devo morire. E invece segnalo che ieri, proprio ieri, tanto per dire volontà politica, ieri la Giunta regionale del Veneto decide di mettere la parola fine al più bel progetto che aveva fatto la Regione Veneto negli anni '80, che da 30 anni si sta tirando avanti lentamente, ed è la ferrovia regionale metropolitana. Proprio ieri la parola fine c'è sui giornali di oggi, a tutta pagina, 1 miliardo si dice, 1 miliardo di euro buttati via, ed era quello che io, pur essendo stato spesso in regione all'opposizione, ho sempre detto ma quello è il progetto da portare avanti assieme, al di là che siamo contrari a quella strada, quello è quello che ci unisce tutti. Ebbene, allora questa cosa della volontà politica, io lo dico qui perché i cittadini veneti devono saperlo, cioè se c'è una svolta da fare è meno traffico di automobili e più uso di mezzi pubblici, collettivi, anche le auto collettive, il car sharing, anche gli autobus, ma soprattutto i treni, soprattutto quelli locali. Ebbene, su questa linea non ci siamo. Potremmo parlare degli altri mezzi perché l'inquinamento enorme degli aerei, l'inquinamento enorme delle grandi navi, magari ne parliamo dopo, certo. Ma questo della ferrovia metropolitana riguarda noi veneti. Siamo noi che ne subiamo le conseguenze se non c'è un treno che ogni quarto d'ora ti porta da Padova a Mestre, ogni quarto d'ora da Treviso a Mestre, ogni quarto d'ora da Vicenza a Padova. C'è un treno metropolitano, vuol dire che ha un orario cadenzato per cui ti conviene assolutamente andare sul treno, anche se ne perdi uno lo prendi un quarto d'ora dopo. Ebbene, questa scelta qui non è più stata fatta, addirittura cancellata. Certo, Ermanno, la volontà politica è determinante? No, ci sono dei modi di dire, di presentare la realtà che è fuori dal comune. La politica nasce poi dal voto dei cittadini, ma viene influenzato dalle grandi lobby. Quindi non si può andare contro le grandi lobby. Nessuno può andare contro la Shell, nessuno può andare contro la Exxon, nessuno può andare contro nessuno perché l'interesse è quello e quindi quello va rispettato. Non c'è nessun presidente americano, anche compreso Clinton piuttosto che Bush, che ci sia permesso di andare contro gli interessi delle multinazionali. E ci abbiamo fatto le guerre. La guerra in Iraq è una guerra a favore delle multinazionali. L'attuale guerra in Siria è a favore delle multinazionali. La guerra in Afghanistan, dopo che le 2 torri sono state abbattute non dagli afghani, ma dai sauditi, era a favore delle multinazionali. E la Libia uguale. Come? E la guerra in Libia uguale. Sì, di più per chiudere, sì, ma la Libia ha i giacimenti più grandi dell'Africa di uranio e la Francia ancora insiste nel produrre energia con l'uranio. Allora mi racciavo un discorso precedentemente, la Germania è più indietro di noi nell'energia alternativa. Il motivo è molto semplice, gli italiani hanno dato indicazioni ai governi che non volevano il nucleare e questo ha indotto le aziende italiane, quindi che producono energia, a cercare l'alternativa. Allora siamo più avanti. La Merkel 2 anni fa ha detto basta, nell'arco di 10 anni chiuderemo tutte le centrali nucleari perché si è resa conto che il problema non è il costo di produzione dell'energia attraverso il nucleare che conta, ma è come smaltire poi il nucleare. È un problema che non finisce più, cioè crea un problema che non si risolverà mai più. Questo è il concetto. Allora non si può parlare di gente, la gente ha sensibilità. Alla fine di questa trasmissione c'è la gente che sarà d'accordo con voi sul fatto di cambiare le cose, ma non c'è la possibilità di farlo. Allora
se non ci rendiamo conto che effettivamente bisogna incidere sulla scelta delle multinazionali e non pensare subito al guadagno immediato, ma all'investimento per un guadagno futuro, e soprattutto lasciare in eredità un pianeta ai nostri figli e ai nostri nipoti che possa sopravvivere, perché siamo a livello di sopravvivenza oggi, non andiamo da nessuna parte. Questa è la cosa più importante. Allora, l'Italia ha fatto delle scelte sagge, perché noi siamo sempre quelli che ci autoflagelliamo. Noi abbiamo fatto 2 referendum contro il nucleare, li abbiamo vinti, e oggi, a distanza di anni, abbiamo finalmente alcuni risultati che sono positivi. Vuol dire che la gente è intelligente. Quando viene chiamata a scegliere e ha la capacità di farlo, sceglie sempre giusto, perché ha più intelligenza dei politici cosiddetti. C'è un problema delle ecomafie, perché anche nell'ecologia ci sono le mafie. Io ho una casa a Prizzi, Sicilia, 18 km da Corleone. Non ci vado più, perché dalla mia finestra si vedono delle pale eoliche enormi, va bene, che non servono a niente. Quello è stato un flop. Perché? Perché l'hanno montate, hanno preso i soldi della comunità europea, hanno preso tutti i contributi possibili e immaginabili, le hanno messe pressappoco a casaccio, non sono collegate, almeno fino all'ultima volta che sono andato io, con l'Enel, con la rete, e quindi non servono a niente. E questo era e stavano incominciando a mettere giù lungo la valle, che è una delle valli più belle che ci sia in Sicilia, pannelli solari a tutto spiano, rovinando tutto, non avendo capito che invece si possono fare le stesse cose in un'altra maniera. Certo. Allora il problema è sì la politica, ma la politica non deve fare, deve controllare che invece le iniziative siano fatte, portate a termine, gestite bene, e allora ne avremo grande vantaggio, perché se no altrimenti non andiamo da nessuna parte. Ecco, volevo dare la parola a un telespettatore che vuole intervenire, che si è già prenotato, il signor Mariano. Buonasera signor Mariano, lei chiama da dove? Chiamo da Vicenza. Prego. Niente, volevo fare solo 2 appunti a quello che è stato detto in merito all'innalzamento del mare. Sì. Il ghiaccio che galleggia, quando si scioglie, non alza neanche di 1 millimetro il livello del mare, dell'acqua. Questo si impara alle medie. Quindi l'Artico, che galleggia completamente, anche se si scioglie, non alza di neanche 1 millimetro il mare. In genere gli iceberg è ghiaccio che si stacca anche dall'Antartide sempre in acqua, e quindi anche quello non alza. Sì, non alza il livello. Per quanto riguarda la CO2, sì, serve alle piante per vivere la CO2, l'anidride carbonica, per cui non si può togliere, come ha detto Al Gore, togliere la CO2 dall'atmosfera, vuol dire far morire tutte le piante. Grazie. Grazie a lei. Adesso le rispondiamo comunque, ingegnere Di Tella. La parte che galleggia chiaramente si sa che il volume è lo stesso, ma c'è l'Antartico che invece è una terra ricoperta di ghiaccio, e lì quando si scioglie finisce in mare, c'è poco da fare. I ghiacciai che sono sulle nostre Alpi, sui Pirenei, i ghiacciai che sono sulle montagne si sciolgono. Tutti quanti abbiamo visto, ma ne vediamo continuamente, certo, le immagini dei ghiacciai perenni che ormai non esistono più. Quella è tutta acqua che va in mare, e quello ma è già evidente, non è che il livello del mare non si è alzato negli ultimi anni. Adesso non mi ricordo i numeri precisi, forse tu te lo puoi ricordare, perché già sono molto diversi dai mari. Ci sono certo, delle zone in Asia dove è aumentato addirittura di più di 1 metro, e delle zone sono 20 centimetri. Dipende dalla situazione, dipende dalle pressioni. Sulla CO2 Padovano vuol dire qualcosa?
Sì, sulla CO2 quindi sui gas serra sostanzialmente. Poi. Siamo arrivati a delle soglie, a dei livelli di concentrazione che sono molto preoccupanti. Siamo arrivati a oltre 400 parti per milione. Ecco, per chi non sa cosa vuol dire parti per milione, io spesso adopero una rappresentazione visiva. Immaginiamo di avere 1 metro cubo d'aria, quindi un cubo con 1 metro di lato. Bene, 400 centimetri cubi di questo metro cubo sono di CO2. La concentrazione poi sta aumentando molto rapidamente, tant'è che c'è la preoccupazione di raggiungere quella soglia oltre la quale ci sono poi dei fenomeni che sono incontrollabili o imprevedibili. E questa soglia è vicinissima, perché si parla di 430-450 centimetri cubi per metro cubo di aria. Quindi ci stiamo avvicinando troppo rapidamente. E dobbiamo fare delle azioni adesso, perché la Terra è come un grande transatlantico, è una navicella spaziale che per così dire che non reagisce subito alle azioni. Se io sposto un po' il timone prima che questo transatlantico si sposti, ci vogliono decenni. È quello che è successo ad esempio con il buco dell'ozono. Il buco dell'ozono è nato, ci siamo accorti negli anni 70 e subito dopo, dopo 10-20 anni, abbiamo rimediato a questo. Ma i primi risultati positivi si stanno vedendo oggi, adesso, a distanza di 40 anni. E quindi noi siamo in una situazione molto critica, perché non riusciamo a capire l'inerzia che la Terra ha per questi fenomeni. E la CO2 è uno di questi parametri, è una di queste grandezze che va tenuta sotto controllo. Certo, ma agendo adesso. Meduri. Giusto per sottolineare, la CO2 non dà dei problemi dal punto di vista sanitario, salute, cioè l'unico problema che dà la CO2 è quello dell'influenza che può avere sui cambiamenti climatici. Per quanto ha detto anche il telespettatore, anch'io sono dubbioso sui progetti di sequestro tecnologico, di anidride carbonica dall'atmosfera. C'è da dire però che noi abbiamo la tecnologia più vecchia della Terra, che sono gli alberi, cioè la fotosintesi clorofilliana di fatto ci permette di andare a stoccare CO2 nel suolo e nelle parti, nei tessuti delle piante. È chiaro che quando si parla comunque di stoccaggio di CO2 o sequestro di CO2 dall'atmosfera si fa riferimento alla quota in eccesso, cioè la CO2 è quella che ci permette l'effetto serra, che è anche quello che ha permesso la vita, nel senso noi ci siamo evoluti, la vita è iniziata sulla Terra grazie ai cianobatteri negli oceani che hanno cominciato a produrre anidride carbonica e hanno permesso la creazione del famoso effetto serra, insomma, ecco, quindi bisogna un attimo puntualizzare su queste cose. Certo, ma va, come abbiamo sentito, va controllata. Posso aggiungere anche un'altra cosa. Noi quando è che abbiamo alterato la concentrazione della CO2 nell'atmosfera? A partire dalla prima rivoluzione industriale, quindi con l'utilizzo massiccio del carbone fossile. Certo è che quello che è successo e sta succedendo è che il carbonio si è spostato dal terreno e dai primi strati del terreno all'aria. E noi dobbiamo fare il processo inverso, dobbiamo fare in modo tale che quel carbonio ritorni nei primi strati del terreno, perché quel carbonio è quello che conferisce poi fertilità e conferisce tutta una serie di proprietà che sono indispensabili per la vita. Certo, lo dobbiamo dare in pubblicità adesso, ma al ritorno, quando rientriamo, vi mostriamo una cartina di come potrebbero essere le coste del nord-est tra 50-100 anni, a tra poco.